In pochi anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno mestrino. Ad alta voce ha conquistato il pubblico per aver trasformato un momento solitario come quello della lettura in un piacere da condividere in tanti. E a centinaia, anzi a migliaia, hanno accolto l'invito di Coop Adriatica, che da 8 anni toglie i libri dagli scaffali e li porta nelle piazze e nei teatri di Bologna, Cesena e Venezia. La maratona di letture in Laguna si è conclusa, come è ormai di rito, al Teatro Toniolo di Mestre, con scrittori, poeti e attori che hanno dato voce alle loro pagine preferite. Udiva senza in realtà capire i capi dei due fili ancora non riallacciati, mentre lui giaceva in pace, ogni tanto leccandosi le labbra come fa un bambino. Marcello Fois si è accompagnato all'amato Faulkner. Vitaliano Trevisan ha scelto invece Melville. Qualunque sia lo scopo, e lo scopo non è mai dichiarato, il metodo e il procedimento esteriore sono sempre perfettamente razionali. Ma a cogliere davvero tutti gli armonici di un testo è stato Mauro Corona. Lo scrittore della montagna non si è limitato ad eseguire la partitura scritta. Ha raccontato anche le emozioni e le ragioni della sua scelta. Pedro Paramo di Juan Rulfo. È un uomo laconico, perché bisogna dire chi è, non si può venire qui a leggere e poi andare via. Juan Rulfo è un uomo che diceva 6 parole all'anno, o 7. Corona ha dato insomma un indiscutibile valore aggiunto alla lettura ad alta voce, pratica pregevolissima, ma che a volte corre il rischio di risultare fredda e meccanica. E Borges, dall'alto del suo cinismo anche, benissimo, io parlavo, ogni tanto interveniva Rulfo con uno dei suoi silenzi. E questa la dice lunga su questo libro.